Buonasera da Telecolor, vediamo insieme i fatti più importanti di questa edizione di Sicilia 24. Il 2 giugno si festeggia la nascita della Repubblica. Da Palermo a Catania, celebrazioni e manifestazioni in tutte le principali città siciliane. Nel capoluogo etneo la città è ancora scossa per la morte di Santo Re. Il prefetto Signorello annuncia un imminente comitato per l'ordine e la sicurezza. E poi ancora convalidato l'arresto di John Obama, il parcheggiatore abusivo accusato dell'omicidio del pasticcere di Ognina. 2 testimoni e le telecamere di videosorveglianza inchiodano il 37enne dello Zimbabwe. A Sicilia 24 pare il cognato della vittima. Nuovo trasferimento per Nico Pandetta, il trapper catanese rinchiuso a Cagliari in regime di alta sorveglianza. Il provvedimento arriva dopo il caso della videochiamata con Baby Gang sul palco del concerto del 1° maggio a Catania. Il femminicidio di Sara Campanella, il giudice del Tribunale di Messina nega la perizia psichiatrica a Stefano Argentino, in carcere con l'accusa di aver ucciso la giovane lo scorso 31 di marzo. Etna, eruzione conclusa, ma lo show del vulcano fa il giro del web. A provocare la maestosa nube di cenere il crollo parziale della parete del cratere di sud-est. Primi segnali d'estate, grazie alla giornata festiva e anche alla bel tempo. Catania vive l'invasione dei turisti che affollano musei, siti archeologici senza rinunciare alle specialità culinarie. Riconfermata tra le polemiche la segreteria regionale per Anthony Barbagallo a guidare il PD. Le correnti Bonaccini e Orfini dure nei suoi confronti. La replica del neoeletto: uniti siamo tutti più forti. Il basket, la Shark Trapani perde ancora in casa contro Brescia. Per i Granata adesso la strada per la finale è tutta in salita. Una buona serata, eccoci allora dunque al nostro telegiornale. Si è celebrato oggi a Catania la festa della Repubblica. Da Palermo anche arrivano chiaramente anche oggi celebrazioni per ricordare il 2 giugno, ma nel capoluogo etneo la città è ancora scossa per la morte di Santo Re. Il prefetto Signorello annuncia un imminente comitato per l'ordine e la sicurezza. Sentiamo il servizio di Emanuela Corsi. Libertà, democrazia e unità, ma anche lavoro. Il 2 giugno si festeggiano i valori fondanti della Repubblica Italiana con tante manifestazioni per il 79° anniversario della sua nascita anche in Sicilia. A Palermo, in piazza Vittorio Veneto, davanti al monumento dei caduti, il prefetto Mariani ha deposto una corona di alloro alla presenza di diverse autorità civili e militari, tra cui il sindaco di Palermo La Galla e l'assessore regionale Nunzia Albano. Noi non celebriamo solamente la Repubblica, ma celebriamo un sistema democratico che ci ha garantito 79 anni di pace, di sviluppo, di prosperità, di diritti diffusi. A Catania alle 9:30 il neoprefetto Signoriello ha reso onore ai caduti per la patria con la deposizione di una corona d'alloro nell'atrio del municipio. Poi la cerimonia si è svolta in piazza dell'Università alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose e degli studenti di diversi istituti di Catania e provincia. Questi richiami all'unità devono costituire un monito, nello stesso tempo un fremito per ciascuno di noi, ma dobbiamo vivere quotidianamente questa condizione sentendoci fieri della nostra bandiera, della nostra identità italiana, del nostro essere italiani. La Repubblica è fondata sul lavoro e sappiamo quanto è difficile mantenere il lavoro nella nostra Sicilia, nelle nostre strutture, sia per tutta una storia che ha portato magari a renderlo precario, a impoverirlo, ma il futuro è nel lavoro. Una festa sottotono in una città ancora scossa dall'omicidio di Santo Re, il giovane pasticcere accoltellato da un posteggiatore straniero. Proprio il tema della sicurezza è stato al centro della giornata, con il prefetto che ha annunciato un imminente tavolo. Mercoledì ho convocato un comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica nel corso del quale verrà fatto un focus specifico e vedremo all'esito di questo incontro che cosa verrà fuori. Convalidato l'arresto di John Obama, incastrato da 2 testimoni e dalle telecamere di videosorveglianza. A Sicilia 24 il dolore del cognato, nonché proprietario della pasticceria a 40. Sentiamo il servizio di Tonino De Mara.
I poliziotti, voglio dire, sono venuti a casa a portare, voglio dire, per le cose della magistratura, voglio dire, e trovavano i confetti che dovevano venire i parenti a visitare la bambina, invece oggi vengono per fare le condoglianze. Dolore e rabbia nelle parole di Salvatore Fabio 40, cognato di Santoré e proprietario dell'omonima pasticceria, che dopo 2 giorni di lutto ha riaperto i battenti. Non ci sarà più Santoré, 30 anni, padre da 2 mesi, ucciso da John Obama, originario dello Zimbabwe, parcheggiatore abusivo con precedenti penali e senza permesso di soggiorno. Il GIP ha convalidato il provvedimento disponendo la custodia cautelare in carcere, ben 3 legali hanno rinunciato al mandato. Ad incastrarlo 2 testimoni oculari e le immagini delle telecamere che hanno permesso di ricostruire tutte le fasi dell'omicidio. Santoré, terminata la giornata lavorativa, si è avviato verso la macchina parcheggiata nella discesa che conduce al porticciolo di Ognina e a quel punto che John Obama gli si è parato davanti. Dopo qualche secondo il 37enne ha sferrato alcuni fendenti in direzione del giovane che ha provato invano a difendersi indietreggiando. La vittima, nonostante le gravissime ferite, è fuggita in direzione del bar 40 dove lavorava per chiedere aiuto, poi è stramazzata al suolo. Una ricostruzione che viene confermata dal cognato. Ma lui è smontato, si è fatto fare le 2 granite, le 2 brioche, il mio collega anzi le ha detto te ne do 3, guarda così te ne mangi una in più, per scherzare, voglio dire, nelle cose. Stava rientrando a casa da sua figlia da 2 mesi. Poi lo sfogo, legato ai precedenti penali dell'assassino. Dice che aveva un foglio di espulsione in tasca, ma il foglio di espulsione per me non serve a niente, voglio dire, in tasca. Bisogna, voglio dire, cosa succede? Metterlo in camera di sicurezza, se ne raccolgono tutti questi pericolosi e si mandano al paese. Restano le lacrime, i fiori e lo strazio della famiglia, rappresentata dall'avvocato Coco. Un sentito appello all'intera cittadinanza e soprattutto indirizzato alle istituzioni affinché questo dramma familiare di immensa portata possa condurre ad delle soluzioni concrete di aiuto per questa giovane mamma e per questa piccola figlia in tempi celerissimi. A video chat al concerto del 1° maggio, adesso il trapper Nico Pandetta viene trasferito in Sardegna nel carcere di Uta per l'applicazione dell'articolo 14 bis. Il legale ha fatto ricorso e intanto sui social trova spazio la nuova canzone pubblicata dal cantante in duo proprio con Baby Gang. Orazio Longo. Aveva fatto scalpore la videochiamata dal palco del concerto One Day del 1° maggio alla Playa di Catania, quella chiamata che non si poteva fare, che non era legale perché Pandetta si trovava detenuto in carcere. Una telefonata che è stata ripresa sui social e che ha anche provocato l'apertura di un fascicolo a carico del rapper pugliese Baby Gang, l'autore della videochiamata a cui sono stati sequestrati i telefonini, e del trapper catanese Nico Pandetta, nei confronti del quale gli inquirenti hanno poi organizzato una perquisizione in carcere dove hanno trovato un cellulare in cella. Ora Pandetta, nipote del boss Turi Cappello, tra gli indagati nell'inchiesta della DDA di Palermo su un traffico di cellulari e droga, non è più detenuto in Calabria ma è stato trasferito nel penitenziario cagliaritano di Uta, sottoposto al regime di alta sorveglianza per 6 mesi. Il suo legale ha chiesto con un'istanza al tribunale di sorveglianza la revoca dell'articolo 14 bis, mentre lo stesso rapper, secondo quanto riportato dal quotidiano L'Unione Sarda, avrebbe scritto una lettera al garante per le persone recluse per denunciare le condizioni dei detenuti a Uta che a suo dire renderebbero più difficile la vita alla popolazione carceraria. Sarà il giudice di sorveglianza a decidere. Intanto sui canali social circola il nuovo brano del cantante dal titolo Minorile, che in duetto con Baby Gang racconta la vita in un carcere minorile sullo sfondo di una clip in stile anime cartoon che disegna un concerto con il viso di Pandetta sullo schermo di un cellulare tenuto da Baby Gang sul palco di un concerto, scena già vista nella realtà il 1° maggio scorso. Forse che dietro c'era uno studiato marketing pubblicitario? Siamo adesso al femminicidio di Sara Campanella. Il giudice ha respinto la richiesta di perizia psichiatrica per il suo assassino Stefano Argentino. Il servizio è di Francesco Triolo. Niente perizia psichiatrica su Stefano Argentino, il giovane detenuto con l'accusa di aver ucciso Sara Campanella nel pomeriggio del 31 marzo a Messina. Il giudice per le indagini preliminari Eugenio Fiorentino ha respinto la richiesta presentata nei giorni scorsi all'avvocato Giuseppe Cultrera, difensore di Argentino, che aveva sollecitato l'avvio di un incidente probatorio proprio sulla valutazione dello stato psichico del giovane. L'avvocato di Argentino aveva motivato l'istanza sottolineando che il padre della ragazza in cura per un disturbo psichiatrico dal 2016 aveva allegato una dettagliata relazione firmata dalla madre del giovane, nella quale si descriveva la situazione familiare. Nonostante queste argomentazioni, il giudice ha deciso di non autorizzare l'incidente probatorio,
La decisione, tuttavia, non esclude che una perizia psichiatrica possa essere disposta nel corso di un eventuale processo. L'avvocato Cultrera starebbe valutando anche l'ipotesi di presentare ricorsi in Cassazione. Siamo al Bayesian, cambia la squadra dei tecnici impegnati nel recupero. I subolandesi, colleghi dell'uomo morto in mare, hanno lasciato la zona del naufragio del veliero a Porticella. Al loro posto sono arrivati sommozzatori da altre società, tra cui una sarda, specializzata in recuperi. La rotazione potrebbe dipendere dall'iscrizione nel registro degli indagati del rappresentante dell'azienda olandese in cui lavorava proprio il sub morto a causa di una esplosione a 50 metri di profondità mentre tagliava il boa. Adesso le spettacolari immagini dell'Etna, un Etna che ha dato show per una gran parte della mattinata. Il crollo parziale della parete del cratere di sud-est ha provocato una maestosa nube nera di cenere e fumo che sembrava volesse ingoiare i turisti. Le immagini delle persone in fuga hanno fatto poi il giro del mondo, tutto rientrato dopo poche ore. Sentiamo Eva Spampinato. La nube alta e nera sembra voler inghiottire i turisti che scappano, si danno alla fuga, gridano. Qualcuno suona il clacson con insistenza per invitare quell'uomo ad andare via. La vita vale più di una foto, anche se quello scatto sarebbe stato di sicuro da prima pagina. E in effetti le pagine dei siti di informazione internazionale hanno condiviso, anche con grande preoccupazione, quanto accaduto questa mattina sulla sommità del vulcano. Questo è un video del quotidiano spagnolo El Mundo. Ma l'Etna Show è durato poco, già nelle prime ore del pomeriggio il tremore vulcanico era rientrato, come si vede da questo video girato sul fianco della schiena dell'asino e come confermano i vulcanologi dell'INGV. Anche il livello di allerta dell'avviso per l'aviazione è sceso da rosso a giallo. Si è verificato un fenomeno diverso, più pericoloso, un cosiddetto flusso piroclastico. Era dal febbraio 2021 che sull'Etna non si registrava un'attività vulcanica così intensa. Che è stato generato da una sovrappressione del magma all'interno del condotto superficiale del cratere di sud-est che ha spinto la parete del versante nord di questo cratere, l'ha fatta collassare, innescando un fenomeno cosiddetto di nube ardente. Il 14° parossismo rimarrà di sicuro nella memoria non solo dei catanesi, abituati ad alzare la testa e vedere il respiro del vulcano, ma anche in quella di milioni di persone, grazie ai video diventati virali. E adesso i primi assaggi d'estate, complice anche il bel tempo. È stata l'occasione perfetta per godersi questa giornata di festa che ha fatto fare il pieno alla città di Catania, ma a tutte le città della nostra regione. I visitatori hanno poi avuto la possibilità di poter visitare i musei, i siti archeologici che erano aperti e hanno ovviamente inevitabilmente anche assaggiato i sapori locali. Desiree Ferlito. Un lunedì che sa di domenica, il lungo ponte del 2 giugno è l'occasione perfetta per staccare dalla routine e godersi un assaggio d'estate per chi vuole approfittare del sole, ma anche un'occasione perfetta per godersi Catania e per lasciarsi sorprendere dalle sue bellezze tra cultura e sapori locali. Abbiamo appena mangiato una scorpacciata di paste incredibile. Where are you from? Germany. Do you like granita? Yeah, very good. We are from New York. Da dove venite? Dalla Svizzera. Do you like Sicilia? Siamo arrivati qui ieri sera e abbiamo trascorso un paio d'ore passeggiando per il centro. Per ora ci piace. In occasione della Festa della Repubblica tutti i musei e i parchi archeologici saranno accessibili gratuitamente. La città è piena di turisti. Catania diventa un gioiello del turismo in Sicilia. Trasferiamoci in Sicilia definitivamente perché è spettacolare davvero. Oggi musei aperti, ne avete approfittato? Oggi i musei aperti non ne abbiamo approfittato, ma sapevamo. Stavamo valutando qualcosa, adesso valutiamo e vediamo cosa visitare nel pomeriggio. La prima cosa che vediamo, siamo venuti a vedere, appena arrivati siamo venuti a vedere Sant'Agata. Che cosa avete in programma?
Taormina e vediamo conforme la giornata cosa decidiamo. Complice la giornata estiva con temperature fino a 27 gradi, la via Etnea è divisa in due. Turisti e residenti preferiscono senza dubbio percorrerla all'ombra. Sembra un corteo perfetto. Il Duomo fa da sfondo a incorniciare una giornata che sembra inaugurare la stagione estiva. Io sono un catanese, diciamo, che manca da 30 anni. Guardiamo un po' di cose storiche. E adesso andiamo a Messina, dove è tornata visitabile la cripta del Duomo, una chiesa sotterranea alla cattedrale realizzata nell'XI secolo. I lavori della soprintendenza hanno messo in sicurezza l'accesso. L'ingresso resterà gratuito sino a settembre. Francesco Triolo. In centinaia in fila e con il naso all'insù per ammirare gli stucchi barocchi della chiesa sotterranea della cattedrale di Messina. Torna nuovamente aperta al pubblico la cripta del Duomo dopo l'accurato restauro diretto dall'architetto Mirella Vinci. È il frutto di un lavoro di squadra tra arcidiocesi, comune, regione siciliana e soprintendenza per renderla finalmente accessibile in sicurezza. Un lavoro non facile né breve avviato nel 2009 grazie al FAI che riaccese i riflettori sulla cripta con le giornate di primavera. Quindi il finanziamento della Regione, 500.000 euro per recuperare un reperto risalente a 1081, realizzato per volontà del re normanno Ruggero II e che venne poi distrutto e ricostruito dopo i terremoti del 1783 e del 1908. Abbiamo tirato fuori, come dire, dalle scialbature novecentesche, ecco, abbiamo recuperato con questa pulitura anche brani di tutta i rifacimenti novecenteschi, quindi tutto un apparato pittorico che era stato voluto anche realizzato grazie anche con un progetto iconografico preciso della diocesi di Messina. Uno scrigno nascosto che adesso si inserisce nell'offerta turistica, religiosa e storico-culturale della città. E questo sito si collega con quello che già è lo splendore del nostro Duomo, dei nostri tesori, del campanile, quindi un polo attrattivo culturale ma soprattutto religioso. Visite consentite domani dalle 9.30 alle 16, dal 4 giugno fino a settembre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30. In questa prima fase l'ingresso sarà gratuito. Ma la giornata di festa non è stata serena per tutti i vacanzieri, per molti automobilisti c'è stato qualche momento di disagio, 15 km di coda per superare un maxi cantiere in autostrada da Casteldace a Altavilla. Per tantissimi automobilisti, come detto, la gita fuori porta nel giorno della festa della Repubblica è stata contrassegnata da una lunga coda in uscita da Palermo verso il mare. Oltre un'ora e mezza il tempo necessario per superare il blocco, molti hanno utilizzato poi la corsia di emergenza per cercare di superare la coda. Adesso ci fermiamo, una brevissima sosta e fra pochissimo torneremo di nuovo con le altre notizie. Siamo di nuovo insieme adesso alla politica. Anthony Barbagallo, riconfermato segretario regionale del Partito Democratico, ma non si placano le polemiche interne, partito sostanzialmente diviso con le correnti Bonaccini e Orfini, dure nei confronti del rieletto segretario che è vicinissimo al segretario nazionale Schlein. L'obiettivo è che uniti siamo tutti più forti, questa è la replica infatti di Barbagallo. Sentiamo comunque Orazio Longo. I dati dell'affluenza testimoniano un partito in salute. Così taglia corto Anthony Barbagallo, riconfermato alla guida del PD in Sicilia, commentando l'epilogo di un congresso regionale con tante polemiche nei confronti dello stesso segretario uscente riconfermato, rimasto unico candidato per la segreteria regionale dopo la rinuncia delle correnti che fanno capo a Bonaccini e Orfini. Un partito che esce rafforzato e con la consapevolezza che in questa terra il riscatto è possibile. Vicinissimo alla segretaria nazionale Elise Line, Barbagallo ha confermato che anche in Sicilia il PD lavorerà al cosiddetto campo largo, puntando all'alleanza con 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra. Il partito siciliano tradizionalmente vive i congressi con un po' di tensione di troppo. Il compito che io per primo, ma tutta l'area di maggioranza del partito, è quella di ricostruire, tendere la mano, alimentare il dibattito e il confronto negli organismi, ed è quello che faremo. L'obiettivo è che uniti siamo tutti più forti.
Un bis per Barbagallo, che però non sembra possa nell'immediato placare lo scontro tra le correnti con lo spettro degli addii dietro l'angolo. Barbagallo ha perso il referendum che ha imposto su se stesso dilaniando il partito, dice Antonio Rubino, componente della direzione nazionale del PD, sottolineando come solo il 45% degli aventi diritto lo abbia sostenuto. La verità è che la sua scellerata linea politica è stata clamorosamente bocciata nonostante fosse candidato unico e con regole scritte su misure. Adesso si fermi e non faccia altro male al PD. Conclude Rubino. L'elica di una imbarcazione ha colpito e ucciso un esemplare di tartaruga caretta a Porto Empedocle. Stiamo vedendo le immagini, probabilmente si stava avvicinando a riva per scavare il nido e deporre le uova, invece ha trovato la morte. L'associazione Mare Amico ha subito contattato l'Istituto Zooprofilattico di Palermo, che ha ritirato la carcassa che vedete per l'appunto in queste immagini. Adesso ci fermiamo ancora, vi aspetto subito dopo per un'ampia pagina sportiva. Siamo allo sport, cominciamo con il calcio. Il Palermo e Pippo Inzaghi, un matrimonio che sarà celebrato probabilmente già questa settimana. Parti d'accordo su tutto, il servizio è di Marco Gullà. A meno di clamorosi ribaltoni o colpi di scena, sarà Pippo Inzaghi il nuovo allenatore del Palermo. Il tecnico, che ha chiuso la sua avventura a Pisa dopo la promozione in Serie A, avrebbe già dato l'ok al trasferimento in rosanero. Le parti sono d'accordo su tutto, ma prima di lasciarlo andare, il Pisa vorrebbe avere tra le mani un sostituto. In pole c'è Gilardino e Pirlo, e poi anche Vanoli. Inzaghi sarà libero di sedere nella panchina del Palermo tra metà e fine settimana. Il tecnico ha già chiesto al club rosanero di non cedere calciatori come Brunori e Pogliampalo. Il Palermo ripartirà da loro, dai loro gol. Inzaghi li vorrebbe al fianco e non come li utilizzava Dionisi, che a breve comunque rescinderà il contratto che lo lega al Palermo. Resterà invece come direttore sportivo Carlo Osti, che rinnoverà il suo contratto con il club di Viale del Fante a breve. Work in progress, la sede del ritiro probabilmente sarà in Valle d'Aosta. Poi sarà tempo di mercato e di trattative per irrobustire la rosa. Parliamo di basket adesso. Nella semifinale scudetto Brescia ha vinto ancora contro il Trapani e si è aggiudicato gara 2 mercoledì e in programma gara 3, stavolta però a Brescia. Solo un miracolo potrebbe rimettere in corsa i Granata, il servizio di Franco Cammarasano. Nella semifinale scudetto la Germani Brescia espugna anche in gara 2 il Palasciark. Vince col punteggio di 77-85 e riduce quasi a zero le speranze del Trapani Shark di disputare una finale scudetto. Anche stavolta hanno fatto la differenza la solidità difensiva di Brescia e l'esperienza di campioni come Bilan, Dou, Ivanovic e Della Valle. Trapani pertanto è stata costretta sempre a inseguire, ricacciata indietro ogni qualvolta si portava sotto. Sul 77-80, a poco più di un minuto dal termine, Ivanovic e Della Valle siglavano i canestri decisivi e chiudevano il match a proprio favore. Mercoledì si va a Brescia per gara 3, solo un miracolo però potrebbe rimettere in corsa la squadra siciliana. Il Catania Beach Soccer vince la Coppa Italiana ad Alghero nel derby con la We Beach. La squadra del presidente Bosco era andata sotto 2-0, ma ha rimontato. Un match rimasto in equilibrio fino al terzo tempo, quando i campioni d'Italia hanno poi allungato fino al definitivo 6-3. Per il club si è trattato della 33esima finale della sua storia, in cui ha conquistato l'8ª Supercoppa. Grazie, ci fermiamo qui per l'informazione con questa notizia. Grazie ancora per averci seguito, l'augurio a tutti voi di una buona serata.